Oh, allora diciamo che possiamo partire in maniera ufficiale, ci siamo? Siete pronti? Allora signori e signori, benvenuti qui al salotto al Lab. Io farei subito un applauso perché loro sono pronti qui con noi. Sto parlando di Black and Blue Radio, ma sarà una serata lunga perché poi avremo ancora la bottega acustica, avremo anche Esma, ci saranno insomma diversi ospiti, ma intanto come dire do il benvenuto a Davide e alla sua band, ovvero Black and Blue Radio. Welcome, è un lieto ritorno perché ci eravamo già visti mi sa questa primavera, quasi Esatto, era ancora questa inverno. primavera, verso marzo mi pare. Prendiamola un po' ottimisti. Sono cambiate delle cose, adesso non vi rompo le balle subito, ve le rompo poi strada facendo così è un po' più, hai capito, più lunga. Con che cosa cominciamo? Cominciamo con Be Your Dog, la canzone del soundcheck. Oh, perfetto, almeno io diciamo sono già settato sui suoni. Ladies and gentlemen, Black and Blue Radio qui al salotto. I want to be your dog. I want to be the shadow in your room. Please let me be your dog. I want to be your dog. Make me scream and scare me. I'm lost at all. I promise always be there. And I can use the right words. I can only be your dog. You're the only one that feeds me. I told you so. You're the only one makes me feel alive. You should kick and ignore me as the last sheep on earth. But I always be yours. I always be yours. I always be yours. I want to be your dog. I want to be the shadow in your room. Wherever you will go, I'll be by your side. Please let me be your. You're the only one that feeds me. I told you so. You're the only one makes me feel alive. You should kick and ignore me as the last shit on earth. But I always be yours. I always be yours. I always be. Grazie. Black and Blue Radio. Oh, allora, come dire, bentornati. Davide, io abbiamo accennato al fatto che siete venuti giù questo inverno a presentare, diciamo, l'album. Era appena cominciata, diciamo, l'avventura. Esatto. Adesso non è che ti chiedo di tirare dei bilanci, però visto che avete fatto un po' di strada insieme, anche così ce l'abbiamo registrato, poi va anche in radio, hai voglia di presentarci tutta quanta la band, tutta questa allegra brigata, diciamo, che fa Black and Blue Radio, come siete Allora, configurati? Alle tastiere al basso c'è Alex, che ha contribuito parecchio anche lui alla lavorazione del disco. Alla chitarra c'è Joy, che ha
curato il 90% della produzione di questo disco, che è stato il mio primo disco, il primo EP, diciamo, di debutto, completamente autoprodotto, e nonostante tutto ha funzionato molto bene, nonostante non sia, tra virgolette, commerciale. No, tu hai detto autoprodotto, ma anche autodistribuito, nel senso, magari adesso è detta male, però nel senso che tu vai a sceglierti i negozi Esatto. dove si può trovare poi il tuo disco. in Esatto, tutta Italia, io fai. vado nei negozi, chiedo di ascoltarlo e se a loro piace lo distribuiscono. E la figata è che si può trovare tra Torino, Milano e Roma, nonostante non abbia nessun tipo di etichetta, nessun tipo di sponsorizzazione. Però ci sono dei negozi, allora dici almeno quello di Torino. A facciamo Torino pubblicità. Rock and Folk, che è il negozio storico, ed è, per me è un privilegio, perché ci ho comprato, non so, una marea di dischi, una marea di bootleg, e adesso sapere che lì c'è il disco mio, Sì, nostro. non pareggerei mai comunque con quello che hai speso del rock and folk. Assolutamente col tuo no. disco. Però vabbè, adesso questi Assolutamente sono altri discorsi. Va bene, senti, il prossimo brano è sempre estratto dal tuo album, come si intitola? Il prossimo brano si intitola Monsters ed è il primo singolo, quello che ha lanciato Out of Time, che è il disco di debutto, diciamo così. Benissimo, benissimo. Allora, Black and Blue Radio Ah, qui. scusa, ci siamo dimenticati alla batteria. Lui non ha collaborato alla registrazione del disco, ma è... E allora l'hai punito un po', così diciamo pubblicamente. Esatto. Che poi magari lui voleva suonare, ma avete messo delle batterie elettroniche. Adesso non andiamo a indagare. non No, andiamo però a- la cosa figa sua è che dal punto di vista live ci siamo trovati molto bene subito tutti insieme, Sì. ed è una forza, nonostante delle volte si dimentichi le varie ritmiche e dobbiamo riprendere tutto da capo, però... E allora aspetta, presentacelo Davide. così. Facciamogli un applauso perché allora, ultimo ma non per ultimo, è vero. Va bene, allora adesso che ci conosciamo un po' meglio, un prossimo brano di Black and Blue Radio qui dal vivo al salotto al Lab. I see monsters day by day in my daydreams. I see something weird when they look at me, and I see monsters. Monsters is what I see, and I see monsters. Monsters are there for me. Exactly what is their name, but I know every day they are always the same. Hello monsters, what do you want from me? I hate you monsters, monsters that I used to be. I turn into a monster when I open my eyes, when I fight with my shadow in a sunny July. Hello monsters, why are you part of me? Mighty monsters, show me how can get free. Scars on my arms to remind me when I've been a forest and I pass through all my nightmares. You monsters, monsters are you and me. And I see monsters outside this cage. I'm free.
Monsters, questa era un pezzo come dire abbastanza diciamo scuro anche, del resto il titolo mi sembra che non fosse proprio, non ci stiamo parlando di scherzetti diciamo da giostre. Esatto. Allora per il prossimo brano, se non sbaglio, tra poco potrebbe esserci una sorpresa di carattere diciamo immaginifico, nel senso immagini in movimento, può essere, cioè che ci sia un video in cantiere. Esatto, abbiamo preparato, realizzato, nonostante l'album sia uscito ormai a dicembre, fa un anno, ho pensato che questo disco avesse ancora parecchio da dire. Allora ho deciso di realizzare un video insieme a loro, perché il primo video è stato girato a Roma e loro non c'erano, invece quest'altro l'abbiamo girato a Torino. Dovrebbe uscire domani, diciamo il condizionale. Attenzione. Potrebbe uscire domani. Esatto, dovrebbe uscire cosa domani. dobbiamo cercare poi domani sul tuo... su Facebook o su Instagram, Black and Blue Radio, e ci sarà un'esclusiva da parte di qualche sito, diciamo così, manteniamoci generici, su questo brano che si chiama Untitled Black and Blues. Da un certo punto di vista, nonostante strategicamente non era il massimo realizzare un video dopo quasi un anno dall'uscita del disco, però nel momento in cui l'abbiamo realizzato e abbiamo cominciato la promozione, sono arrivate parecchie cose interessanti. E se seguite poi la pagina ci saranno un sacco di altri live, delle interviste, ci saranno delle cose molto divertenti dal punto di vista musicale, ecco. Bene, quindi potrebbe essere però che a questo punto pubblichiamo prima noi un video diciamo di voi con la full band che suonate questo brano, però esatto. quello ufficiale sappiate che deve uscire domani, insomma, o giù di lì. Adesso noi comunque cerchiamo di rubarvi l'anteprima perché suonate proprio dal vivo qui, signori e signori, Black and Blue Radio, qui al Lab e al Salotto. Money, I got a dusty jar, I got a rusty guitar shit in the yard, I got a troubled mind, the stupid things to say, not problems, no song in it parade, and I don't know money, and I don't want you, and I don't want to see you later. 'Cause I don't want bad news I'm going through. I am no woman, wait for me at the fire. I got two squeezy ones lying in the jar. I got a boogeyman screwing inside my mind. Got two broken shoes, please be kind, rewind. And I owe no money, and I'm so blue. Don't want to think about the future. Should I see between black and blue? I don't want bad news, but I'll do, yeah. Money, I got a dusty jar, I got a rusty heat, I got a shit in the fucking yard, I got a troubled mind, there's stupid things to say, 99 problems, no song in it parade, 99 problems, no song in it parade, 99 problems, no song in it parade. I got a boogeyman screaming inside my mind.
Grazie. Black and Blue Radio, mi verrebbe da aggiungere, a me mi piace il blues, perché questo è un pezzo, diciamo, blues Un pochino. non che il resto non lo fosse, ma questo, diciamo, metteva ancora di più l'accento. Ricordiamo, nei prossimi giorni ci sarà anche il video ufficiale, adesso in rete troverete dalla pagina, insomma, corto ma poi diffusa un po' ovunque, invece questo videaccio che vi stiamo facendo qui, e poi si sentirà in radio, chiaramente su Radio Flash, come di solito succede al martedì. Allora adesso, Davide, con che brano ci diamo l'arrivederci, perché ormai qui sei di casa, adesso magari, che ne so, quest'estate ci rivedremo per altre robe, ma con che brano saluti, diciamo, questa volta il Piazza Vittorio e il Lab? Allora, questo è un brano che non è presente nel disco, ma è un brano che ho suonato spesso live ed è precedente alle registrazioni, è precedente a questo album, e si intitola Grace. Però io volevo ringraziare davvero Joy, Davide e Alex, perché sì, cantautore, si fanno un sacco di cose, però senza dei grandi professionisti, oltre che amici, non si va da nessuna parte, quindi grazie. E facciamogli un applauso, dai, se lo meritano, è una bella storia. The sound of your thinking is gone, and a large dark hole is where you were before. Fast as I can try, put a new song in my life, but I just cannot reach you because I need more space. Darling, you cannot fix me because I need more grace. Yesterday, grace is gone with a rainbow in its color. What were they were before? Ringing bell, close the door, you're so close, you're in my but mother, nothing is easy because I need more grace. Wasting time, I'm so busy now that I need more grace. You remember the dawn where we spent our crazy time waiting for up to come. Baby, I love the way, baby, I love your eyes shine the night. But lonely boy now is dreaming, all the sky is all space. But the shadow is leaving, found my love, found me more grace. Grazie. Black and Blue Radio, grazie ragazzi, e in bocca al lupo anche per questo nuovo video e Viva tutto il lupo, quello grazie. che potrà venire. Adesso noi facciamo un brevissimo cambio palco e tra poco sarà qui al salotto Esma a Frappè.